Buonasera. Le parole in certi casi sono come pietre. Eppure, per raccattare qualche voto in più, i leghisti usano fare dichiarazioni catalogabili come xenofobe. Ne sono un esempio le affermazioni fatte la settimana scorsa dal capogruppo in Consiglio regionale Narduzzi riguardo alla possibilità che i profughi magrebini possano essere collocati nella nostra provincia. Lo statista roveredano. La prefettura di Pordenone sta cercando spazi per ospitare immigrati libici sul territorio in strutture private. Noi non vogliamo questa gente, se li tengano in Sicilia. Addirittura consiglia di sistemarli sull'Aspromonte in Calabria, creando degli appositi campi di lavoro. Poi, ricordando gli scontri al CIE di Gradisca di Sonzo, spara contro l'Unione Europea e il governo italiano, finendo con «L'Europa non c'è, non esiste e si vede tutta l'impotenza del governo, meno bunga bunga e più leggi serie». Questo l'ha detto Narduzzi. Ovviamente il prefetto di Pordenone, rispondendo a questi deliri, dice: «Noi obbediamo il ministro dell'Interno e seguendo queste disposizioni non guardiamo in faccia a nessuno». Poi Fedriga, un deputato leghista, rispondendo al segretario del CGIL Belci, che accusava la Lega di xenofobia, tuona: «Il Carroccio vuole che il paese sia governato da regole certe e non da lassismi buonisti». Ecco la parola chiave, buonisti. Mancava dicesse catto comunisti e poi il cerchio è chiuso. Ora, anche chi si è appena tolto l'anello al naso sa che queste questioni vengono gestite direttamente dal governo di Roma. Per cui viene da chiedersi: perché Narduzzi e Fedriga non mostrano questa loro faccia feroce al ministro Maroni, che mi pare faccia parte del loro partito? Non hanno forse il suo numero di cellulare? Chissà. È chiaro che queste dichiarazioni sono il classico gioco delle parti. Qualche dirigente leghista spara delle boiate che non hanno nessun senso pratico e così gli elettori più semplici cadono nella trappola in cui emerge che solo la Lega ci difende da queste invasioni di profughi. Mentre la realtà è completamente diversa e senza possibilità di smentita. Questa situazione è il risultato delle politiche sull'immigrazione del governo Berlusconi, che assieme alla Lega sta governando il Paese da quasi un decennio. Non a caso la legge che regola i flussi migratori si chiama Bossi-Fini. Sappiamo anche che il ministro competente per l'ordine pubblico è Maroni e mi sembra che faccia parte della Lega. Personalmente sono convinto che molti voti alla Lega sono dovuti all'uso strumentale di questo linguaggio xenofobo e spesso razzista contro gli immigrati, distinguendosi dal governo a cui sembra non ne faccia parte, ma che stia all'opposizione. Il tanto stromazzato federalismo è un fatto secondario, è uno specchietto per le allodere. Il consenso elettorale della Lega deriva dall'uso di questi linguaggi xenofobi che in questi periodi di difficoltà economiche fanno presa verso i cittadini elettori che vedono il loro livello di vita sempre più messo in discussione dalla crisi. Un linguaggio che solletica i nostri peggiori istinti, i nostri spiriti animali, che ci indica il nemico negli immigrati regolari e non come la causa del nostro malessere economico e sociale. Invece io penso che i veri, più pericolosi nemici del nostro Paese siano altri. Sono le varie cricche di affaristi senza scrupoli, le mafie, la corruzione dei cosiddetti colletti bianchi, la politica politicante collusa con la malavita organizzata che hanno e stanno depredando letteralmente il Paese. Siamo uno Stato tra i più corrotti al mondo. Secondo la Corte dei Conti la corruzione ci costa 60 miliardi di euro l'anno. La Camorra e l'Andrangheta, Cosa Nostra, fatturano annualmente oltre 100 milioni di euro. E questi politicanti leghisti continuano a dirci che i mali della nostra società sono gli immigrati. È un gioco sporco, studiato a tavolino per imbrogliare i cittadini meno attrezzati per capire le dinamiche di questa politica politicante. Io penso che quando usciremo da questa ipnosi molti dovranno vergognarsi per aver preso in giro gli italiani con queste menzogne. Svegliamoci prima che sia troppo tardi o forse lo è già. Arrivederci a mercoledì prossimo.